E Wayu, ciao! Benvenuti o bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Si torna con i video in Villa Napoli Creators. Signori, con tutti quanti. Come vedete siamo già insquadrati. Squadra gialla contro squadra arancione. Saranno 3 sfide a tempo. Come state vedendo dalle immagini c'è un percorso, un labirinto fatto con dei coni. Sono 3 manche. La prima manche è una sfida di velocità. Praticamente a staffetta funziona. Ci daranno il via e con il cronometro 2 giovani donzelle ci cronometreranno il totale, non singolo. esatto, il totale di ogni squadra e quindi il miglior tempo fatto vincerà. Comunque Giovanni, io vedo una porticina lì. Esatto, perché ci saranno, come ho detto, altre 2 manche, ve le spieghiamo dopo. Adesso via con la prima. Ovviamente ragazzi, prima di cominciare il primo percorso bisogna un po' innaffiare il campo. Signori, un po' di innaffiamento generale, un po' per scivolare. Signori, io faccio parte di una squadra, farò il drone e farò anche il telecronista. Fa il multitasking, lo sapete. Se è un cane è un cane, di chi è il cane? Rispondete nei commenti. E allora, ci siete? E allora 1, 2, 3! Signori, parte questa sfida fantastica con Simone Crispo versus Super Allan. Un Super Allan che si sta facendo rispettare in questa... Oh, è uscito Giovanni, non ci credo ragazzi! Bisogna un po' innaffiare il campo. Si è accappottato, come detto da Nunzia. Cosa sta facendo Nunzia? Ha passeggiato a Via Posillipo. E allora Christian, vediamo in vantaggio la squadra dei rossi che adesso con Sasi Oliva. Ragazzi, io devo andare perché sono il partecipante dei rossi. Quindi vado, dai. C'è un nuovo telecronista. Vado, per raga! voi. Andiamo con tutta la calma del mondo qui. Francesca, Vieni qua! che torna indietro, tocca a Fuse, gli arancioni palesemente in vantaggio. Fuse Gamer usa la tecnica laterale. Fuse Gamer, attenzione, gli arancioni hanno finito. Mentre vediamo ancora i gialli che con Antò che si fa una passeggiatina. Antò, eccolo, Spirit Cavallo Selvaggio. Caruto. Invece la GPA da Caruto. Signori, allora a questo punto dobbiamo un attimo interpellare 2 ragazze che hanno mantenuto il tempo. Si sentirà solo la voce, dai. Cosa? Le donzelle. Ah, ok. Tempo della squadra gialla. No, gialla, arancione. No, ma rossa e gialla, sì. Tempo della squadra arancione. 1 Ma pure pigliare è Robert, Mongol. 1 minuto e 1 secondo e 70 millisecondi. Millesimi? Quindi comunque ha un volto questa voce, Giova. Esatto. 101 e 70 voi. Mentre l'altra voce non ci sarà. Quello dei gialli, il nostro 1:19 e 77. Ah, siamo 18 secondi dietro. Però non è che non ha senso, perché Antonio a un certo punto ha detto non ha senso. Invece no, perché tutti i tempi si sommeranno. Magari nelle prossime sfide andiamo meglio noi e perdite. Calmo. Oh, Motrono, vai giù. Seconda sfida, c'è un nuovo membro che parteciperà a questa sfida, il portiere Rebecca. In pratica dobbiamo fare stesso percorso, sempre a tempo, nel miglior tempo possibile. Dobbiamo girare intorno all'ultimo conetto 3 volte e poi tutti confusi calciare in porta. Tu dovrai parare. Se segniamo, per ogni gol si sottrarranno 5 secondi dal finale. Se invece non segniamo, se ne aggiungeranno 5 alla fine. Se non prendiamo proprio il pallone, quella persona dovrà tornare dietro e rifare tutto il percorso, quindi aggraverà ulteriormente la sua squadra. Ragazzi, andiamo. tranquilli, non vi faccio fare un gol. Comunque si vede che Giovanni è laureato. Eccoci qua signori con la seconda challenge, secondo percorso, l'avete capito tramite le 2 lauree di Giovanni Visone detto Super Wallera. Che dire? Ancora rossi o meglio, come dice Roberto, arancioni contro gialli. Aiù, siete pronti? 3, 2, 1, via! Sì, Giova, ancora contro Simone Crispo, Super Wallera che viene ovviamente superato. Andiamo a vedere in conclusione. Poi Crispo! Cosa fa Crispo? Più 5 secondi, quindi mamma mia, diciamo non si sta capendo nulla signori. E quindi Christian colpisce Rebecca. E allora abbiamo Nunzia da una parte e Sasi dall'altra con un crociato che è andato. Prima non vada per la seconda volta, deve fare 3 giri, tutte e 2 stanno praticamente nella stessa posizione. Poi Sasi e poi Nunzia, incredibile ragazzi, io vi devo lasciare. Dai Franci, dai! Ma come faccio a parare? Quando entra in porta, lo devi prendere più il pallone. Ma io metto un sciulino.
Non importa se importa. Ci sia un bambino, un disabile, una donna, un uomo. Io sarò letale. Come sempre. Cosa ne pensi? Io ho fatto un piacere per non farli piangere. Bene, vediamo un attimo che tempi abbiamo registrato. Squadra arancione per questo turno ha registrato 1 minuto e 36 secondi e 74 millesimi. Squadra gialla, ossia la mia, 1:48 e 0:1. Vabbè, siamo sempre sopra noi. Quanti gol abbiamo fatto? Squadra 3. Siamo sempre sopra col tempo. Quanti gol abbiamo fatti? Chi ha segnato? Io ho segnato. Quindi 20 secondi a tempo. A testa dobbiamo togliere. Voi 15 dovete levare, noi 20. Ok, ok, quindi abbiamo recuperato 5 secondi alla fine. Bene, si deciderà tutto nella terza sfida. Terza sfida, in cosa consisterà? Dobbiamo fare lo stesso identico percorso, quindi lo stesso identico labirinto, dribblare questi coni con il pallone tra i piedi e poi calciare in questa porticina. Ovviamente ogni gol vale sempre 5 secondi in meno dal tempo registrato totale. Se sbagliamo e quindi lo buttiamo fuori, si aggiungono 5 secondi. Per la terza ed ultima volta sarò dronista, telecronista e partecipante. Allora ragazzi, un'altra regola. Mentre fate il percorso fino al tiro dovete ripetere sempre una parola, la prima che vi viene in mente. Bene, ok? 1, 2, 3, si parte! Bello raga, così non faccio la telecronaca. No! Cioè, corri, Simo, corri! Simo! No, senza 5. Scusa. E allora top rimasto. Sei top rimasto! Ragazzi, Sasi ancora. No, Sasi col crociato! Nunzia, non so, sempre quella famosa passeggiata in via Posillipo. Ma io sono il prossimo. Sì, Mira, segna! Mira! No! Adepto ragazzi, le parole scelte da Enzo Costa e Fuse Gamer. Parte Enzo Costa con il tiro, non va Fuse Gamer, non va. Solo il rimasto ha segnato fino a mo'. No, tocca ancora loro. Eccola, la bionda che non è bionda. No. quanto mi piace. Sì, Anto! Mi piace Antonio! Vai Anto! Anto, segna Anto! Fallo per i figli Anto! Sì! Gli unici 2 gol sono stati Antonio e Christian, quindi ci leviamo 5 secondi a testa dal totale. Avere pere, come la segnale questo? Vabbè, ora dobbiamo fare un attimo il resoconto dei punti per capire, perché ci perso un attimo tra 5 secondi e 5 secondi. Io sono il capitano degli arancioni e sto per mostrarvi l'ultimo punteggio e sto per mostrarvi una meraviglia di punteggio. Perché noi abbiamo fatto 1 minuto e 08 secondi. Giovanni, voi? Noi 1 minuto e 29. Però aspetta, dobbiamo 20 togliere secondi di 21 secondi di stacco. Entrambi dobbiamo togliere 5 secondi. Sì, quindi a me sono 1 minuto e 03. A te 1 e 24. Bene, quindi la somma chi la fa? Insomma è il totale. Sì. Quanto mi piace! Allora il nostro 3 minuti e 88. Signori, scrivete qui sotto nei commenti quanti secondi gli abbiamo dato di stacco. Perché sì, io lo vedo, vediamo un po'. Ma vediamo chi indovina. arrivare, fate. Abbiamo vinto noi. Fate voi il calcolo e scrivetelo qui sotto nei commenti. Di tanto. Vabbè, di Sì, di tanto. Di tanto adesso. Quindi fate il calcolo e scrivetelo qui sotto nei commenti. Faccio così. Bene ragazzi, se questo percorso ad ostacoli, questo labirinto vi è piaciuto, volete altri video dalla villa, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Per ora lasciate un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, seguiteci, come diciamo sempre, e waiu, usato. Ciao.